Sarebbe bello che Darè e Salvini si parlassero. E quindi chiarissero tutta questa vicenda e che ricucissero lo strappo. Sì, magari, magari. Farebbe bene alla Lega. Farebbe bene a tutti, sì. Per Gianluca Posocco, vice sindaco uscente di Vittorio Veneto, la questione non è solo politica, ma anche sentimentale, per certi versi viscerale. In ballo, insomma, c'è molto di più di una semplice, per quanto ambita, fascia da primo cittadino. Posocco, che fino a qualche giorno fa sembrava lanciatissimo come candidato sindaco del centrodestra unito, ora deve fare i conti con lo strappo del suo amico e mentore Gian Antonio Darè, che a Vittorio Veneto più che altrove non solo rappresenta la Lega, ma ne è forse l'essenza. Il turbamento per uno cresciuto a pane e carroccio è evidente. Quello che sta succedendo all'amico Tony lo sappiamo, quindi sarà lui poi a vedere che strada intraprendere. Senz'altro ci parleremo, ci confronteremo, ci guarderemo negli occhi e capiremo cosa si vorrà fare. Se Darè strappa e crea una lista civica fuori dal centrodestra, lei che cosa farà a Posocco? Io non ci voglio neanche pensare a questo, guardi, mi vengono i brividi solo a sentire la sua domanda, quindi non ci penso, non ci voglio pensare. L'incontro chiarificatore è imminente, con Posocco che attende il rientro da Bruxelles di Darè in modo da tracciare un percorso comune. Lo stesso Posocco adombra un'ipotesi: Darè fuori dalla Lega, ma non dal centrodestra. Io parlo di Vittorio Veneto che conosco, che conosciamo. Senz'altro vedere Tony Darè, capolista di una lista civica a sostegno di tutto il movimento del centrodestra, è una mediazione che è corretta. Potrebbe esserci anche una soluzione di questo tipo, un compromesso, possiamo chiamarlo così, Darè che resta in centrodestra con una sua lista separata dalla Lega. Ma io me lo auguro, però ripeto, stiamo parlando di un qualcosa che riguarda il buon Tony e quindi su cui io non posso dire nulla, comunque ci parlerò e spero avvenga più presto possibile.